Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso, Poderoso é o Senhor nosso Deus. Buongiorno, buongiorno, pace del Signore, gloria a Dio, benedetto sia il nome del Signore Gesù. Noi siamo la Chiesa Shea Damit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria in Italia, e io sono il missionario Victor Lopes e per la grazia di Dio sarò con voi questa mattina, oggi, martedì il 17 gennaio 2023. Che benedizione poter iniziare questa giornata nella presenza del Signore. Vorrei mandare un saluto a tutti i nostri fratelli che sono già in diretta con noi, quelli che vedranno dopo. Un abbraccio a tutti. Il Signore è buono e la sua misericordia dura per sempre. Condividete questa diretta con altri, invitate i vostri amici e se ancora non sei iscritto su questo canale, per favore ti prego, iscriviti, così potrai aiutarci anche ad arrivare a 1000 iscritti in questo canale, facendo che questa piattaforma possa comprendere che questo canale è importante e così ogni volta che una persona cercherà preghiera, mattino o qualsiasi cosa del genere, la piattaforma darà come suggerimento questo canale. Quindi aiutaci iscrivendosi e anche pigiando sul campanello delle notifiche, lasciando tuo commento, tuo mi piace su questo video, partecipa con noi siamo qua per voi. Questo canale è nato per raggiungere quelli che erano lontani in un momento difficile. Da 3 anni siamo qui con questo. Io dico sempre che è un mistero, con questo mistero, con questa
questo segreto di Dio. È stato un segreto di Dio la preghiera del mattino, e certamente il Signore ci dà la forza, ci dà la capacità, i mezzi perché possiamo fare ancora di più per voi. Amen. E vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli della Shadamit, tutti di Firenze, da Firenze, tutti di Verona, Legnago, di Pomarance, Pisa. Un saluto ai nostri fratelli. Continuiamo in preghiera per voi, in nome di Gesù, e possiamo seguire avanti. Preghiamo stamattina per iniziare il nostro proposito mattinale. Signore Gesù, siamo qui stamattina, vogliamo ringraziarti per questa opportunità, Signore, per il privilegio che ci dai di poter essere nella tua presenza un giorno in più che il Signore ci dà. Grazie, Signore, perché non meritavamo veramente, non meritiamo nulla se non per causa della tua grazia, non per causa del tuo amore, Signore. Se non fosse tua grazia, tuo amore, la tua bontà, non eravamo qui. Grazie, Gesù, perché tu ci hai dato questo privilegio. Ecco, il privilegio di poter essere alla tua presenza. Quanti sono lontani dalla tua presenza questi giorni qua. Ho avuto delle esperienze, ho visto cose come il mondo che non crede in te, il mondo che confida soltanto nella loro ricchezza, nella loro tecnologia. Ah, Signore, abbia pietà delle persone che camminano lontano dalla tua presenza. Com'è triste la vita di un uomo che vive lontano dalla tua presenza, perché come il figlio prodigo, di più che si riempi, di più vuoto senti, perché nella tua presenza, fuori dalla tua presenza, nulla è sufficiente. Oh Signore, alleluia, alleluia, noi siamo qui, Gesù, perché tu sei la parte migliore che abbiamo scelto. Come Maria, non sappiamo le cose che accadranno, no? Che accadono, non sappiamo, Signore, le cose che verranno, no? Il futuro non sappiamo. Ma oggi vogliamo scegliere la tua presenza, Signore. La tua presenza, Signore, che ci fa calmi. La tua presenza che ci dà la pace. La tua presenza, Signore, che ci riempie di speranza. Oh Gesù, visita i miei fratelli stamattina, quelli che sono già in diretta con noi, quelli che vedranno dopo, quelli che non vedranno, quelli che non hanno forza per alzarsi di mattina presto, partecipare della preghiera, quelli che sono al lavoro, in macchina. Gesù, Gesù, tu sei la forza. Ti ringrazio, continua con noi. Amen e amen. Glória a Gesù. Glória a Gesù. Gesù è la nostra forza. Come cantiamo? Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza che il mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Alleluia,
Alleluia. Giosuè ha detto: io non so a chi voi servirete. Dabra sceremi come navia subria. Io non so chi voi servirete, ma io e la mia casa serviremo al Signore. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Dichiara esta mattina: tu e la casa tua serviranno al Signore in nome di Gesù. Amen. La nostra lettura biblica, che meraviglia. Come state con la lettura biblica? Ogni mattina il Signore parla e quella parola è come fosse una bussola per tutta la giornata. E ogni volta che mi trovo in una situazione mi ricordo della parola del giorno. Alleluia. È la manna. Alleluia. È la manna giornaliera. Ogni giorno il Signore provvede la sua parola e la sua parola ci dà forza, ci guida, la sua parola ci porta avanti. Alleluia. Leggiamo Genesi capitolo 30 e capitolo 31, dopo Salmo di numero 11 e dopo Marco capitolo 12. Ripeto, Genesi capitolo 30 e 31, Salmo di numero 11 e Marco capitolo 12. Leggiamo la sacrosanta parola di Dio. Genesi capitolo 30. Gloria a Dio. Leggiamo. Quando Rachele vide che non dava figli a Giacobbe, diventò invidiosa di sua sorella e disse a Giacobbe: dammi dei figli, altrimenti io muoio. Giacobbe si accese di ira contro Rachele e disse: sono io forse al posto di Dio che ti ha negato il frutto del grembo? Ella rispose: ecco, la mia serva Bila, entra da lei affinché ella partorisca sulle mie ginocchia, così per mezzo di lei potrò avere dei figli. Così ella gli diede per moglie la propria serva Bila. E Giacobbe entrò da lei. E Bila concepì e partorì un figlio a Giacobbe. Allora Rachele disse: Dio mi ha fatto giustizia, egli ha pure ascoltato la mia voce e mi ha dato un figlio, perciò gli pose nome Dan. Poi Bila, serva di Rachele, concepì nuovamente e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele allora disse: ho combattuto grandi lotte con mia sorella e ho vinto, perciò lo chiamò Neftali. Or Lea, vedendo che aveva cessato di avere figli, prese la sua serva Zilpa e la diede moglie a Giacobbe. Così Zilpa, serva di Lea, partorì un figlio a Giacobbe. E Lea disse: che fortuna, e lo chiamò Gad. Poi Zilpa, serva di Lea, partorì a Giacobbe un secondo figlio. E Lea disse: quanto sono felice, poiché le donne mi chiameranno beata. Perciò gli pose nome Asher. Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò nei campi delle mandragore e le portò a Lea sua madre. Allora Rachele disse a Lea:
dammi delle mandragore di tuo figlio. Ella le rispose: ti pare poca cosa l'aver preso mio marito, che ora vuoi prendere anche le mandragore di mio figlio? Rachele disse: ebbene, in compenso delle mandragore di tuo figlio, questa notte egli si coricherà con te. Quando alla sera Giacobbe rientrò dai campi, Lea uscì a incontrarlo e gli disse: devi entrare da me, perché io ti ho accamparato con le mandragore di mio figlio. Così quella notte egli si coricò con lei. Così Dio esaudì Lea, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio. E Lea disse: Dio mi ha dato la mia ricompensa, perché ho dato la mia serva a mio marito, e lo chiamò Issacar. Poi Lea concepì nuovamente e partorì a Giacobbe un sesto figlio. Allora Lea disse: Dio mi ha dotata di una buona dote. Questa volta mio marito abiterà con me, perché gli ho partorito 6 figli, e gli pose nome Zabulon. Poi partorì una figlia e la chiamò Dinah. Dio si ricordò anche di Rachele, e Dio la esaudì e lei aperse il grembo. Così ella concepì e partorì un figlio e disse: Dio ha rimosso il mio disonore. E lo chiamò Giuseppe, dicendo: l'Eterno mi aggiunga un altro figlio. Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Labano: permettimi di partire, perché me ne vada a casa mia nel mio paese. Dammi le mie mogli e i miei figli, per cui ti ho servito, e lasciami andare, perché tu ben conosci il servizio che ti ho prestato. Ma Labano gli disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, rimani perché ho toccato con mano che l'Eterno mi ha benedetto per causa tua. Poi disse: fissami il tuo salario e te lo darò. Giacobbe gli rispose: tu sai in che modo ti ho servito e cosa sia accaduto al tuo bestiame nelle mie mani, poiché quel che avevi prima che io venisse era poco, ma ora si è grandemente accresciuto, e l'Eterno ti ha benedetto dovunque io sono stato. Ma ora, quando lavorerò anche per la mia casa? Labano disse: che cosa ti devo dare? Giacobbe rispose: non mi devi dare niente, se farai ciò che sto per dirti. Rimarrò a pascolare le tue greggi e a prenderne cura. Passerò quest'oggi in mezzo a tutte le tue greggi e metterò da parte tutti gli animali chiazzati e punteggiati e tutti quelli neri fra gli agnelli e i capi chiazzati e punteggiati fra le capre, e questi animali saranno il mio salario. Così d'ora in avanti sarà la mia giustizia a rispondere davanti a te per me quando verrai a controllare il mio salario. Ogni capo che non sarà chiazzato o punteggiato fra le capre e nero fra gli agnelli sarà considerato rubato, e si troverà presso di me. Labano disse: bene, sia come tu dici. E quello stesso giorno mise da parte i capri striati e punteggiati e tutte le capre chiazzate e punteggiate, ogni capo in cui c'era del bianco e ogni capo nero fra le pecore, e li affidò ai suoi figli. E Labano frappose la distanza di 3 giornate di cammino fra sé e Giacobbe pascolava il rimanente delle greggi di Labano. Giacobbe prese delle verghe verdi di pioppo, di mandorlo e di platano,
vi fece delle scorteggiature bianche, mettendo allo scoperto il bianco delle verghe. Poi collocò le verghe che aveva scorteggiate in vista delle pecore nei trogoli, cioè negli abbeveratoi, dove le greggi venivano a bere, e gli animali entravano in calore quando venivano a bere. Così gli animali entravano in calore davanti alle verghe e figliavano agnelli striati, chiassati e punteggiati. Poi Giacobbe metteva da parte questi agnelli e faceva volgere gli occhi delle greggi verso gli animali striati e tutti quelli di colore nero nel gregge di Labano. Egli si formò così delle greggi a parte, che non mise con le greggi di Labano. Or, avveniva che tutte le volte che gli animali vigorosi del gregge entravano in calore, Giacobbe metteva le verghe nei trogoli in vista delle pecore, perché le pecore entrassero in calore vicino alle verghe. Ma quando gli animali del gregge erano deboli, non ve le metteva, così gli agnelli deboli erano di Labano e i vigorosi di Giacobbe. In questo modo egli diventò grandemente ricco ed ebbe un gran numero di greggi, servi, cammelli e asini. Capitolo 31. Or Giacobbe udì le parole dei figli di Labano, che dicevano: Giacobbe si è preso tutto ciò che era di nostro padre, e con quello che era di nostro padre si è fatto tutta questa ricchezza. Giacobbe notò pure il volto di Labano, ed ecco verso di lui non era più quello di prima. Poi l'Eterno disse a Giacobbe: torna al paese dei tuoi padri e al tuo parentato, e io sarò con te. Allora Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lea, perché venissero nei campi, presso il suo gregge, e disse loro: io vedo che il volto di vostro padre verso di me non è più quello di prima, ma il Dio di mio padre è stato con me. E voi sapete che io ho servito il Padre vostro con tutta la mia forza, mentre vostro padre mi ha ingannato e ha mutato il mio salario 10 volte, ma Dio non gli ha permesso di farmi del male. Se egli diceva: i capi chiassati saranno il tuo salario, tutto il gregge figliava agnelli chiassati, e se diceva: i capi striati saranno il tuo salario, tutto il gregge figliava agnelli striati. Così Dio ha tolto il bestiame a vostro padre e lo ha dato a me. Una volta, al tempo che le greggi entravano in calore, io alzai gli occhi e vidi in sogno che i capri che montavano le femmine erano striati, chiassati e screziati. E l'angelo di Dio mi disse in sogno: Giacobbe. Io risposi: eccomi. Egli allora disse: alza ora gli occhi e guarda. Tutti i montoni che montano le femmine sono striati, chiassati e screziati, perché ho veduto tutto quello che Labano ti fa. Io sono il Dio di Betel, dove tu ungesti una stele e mi facesti un voto. Ora alzati, lascia questo paese e torna al tuo paese natio. Rachele e Lea risposero e gli dissero: abbiamo noi forse ancora una parte e un'eredità in casa di nostro padre? Non ci ha egli trattati come stranieri per il fatto che egli ci ha venduti e ha inoltre mangiato il nostro denaro? Tutte le ricchezze che Dio ha tolto a nostro padre sono nostre e dei nostri figli. Or dunque fa tutto ciò che Dio ti ha detto. Allora Giacobbe si alzò e mise i suoi figli e le sue mogli e i suoi cammelli e condusse via tutto il suo bestiame, prendendo con sé tutte le sostanze che aveva acquistato, il bestiame che gli apparteneva e che aveva acquistato in Padan Aram,
per andare da Isacco suo padre, nel paese di Canaan. Mentre Labano era andato a tosare le sue pecore, Rachele rubò gli idoli di suo padre e Giacobbe si allontanò furtivamente da Labano, l'arameo, senza dirgli che intendeva fuggire. Così egli fuggì con tutto ciò che aveva, si levò, passò il fiume e si diresse verso il monte di Galaad. Al terzo giorno fu riferito a Labano che Giacobbe era fuggito. Allora gli prese con sé i suoi fratelli. Lo inseguì per 7 giornate di cammino e lo raggiunse al monte di Galaad. Ma Dio venne da Labano, l'arameo, in un sogno della notte e gli disse: guardati dal parlare a Giacobbe, né in bene né in male. Labano raggiunse dunque Giacobbe. Ora Giacobbe aveva piantato la sua tenda sul monte, e anche Labano e i suoi fratelli avevano piantato le loro sul monte di Galaad. Allora Labano disse a Giacobbe: che cosa hai fatto ingannandomi in questo modo e conducendo via le mie figlie come prigioniere di guerra? Perché sei fuggito di nascosto e ti sei allontanato da me furtivamente, senza neppure avvertirmi? Io ti avrei accomiatato con gioia e con canti, a suon di tamburello e di scetra, e non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie figlie. Tu hai agito stoltamente. Ora è in mio potere di farvi del male, ma il Dio di tuo padre mi parlò la notte scorsa, dicendo: guardati dal parlare a Giacobbe, né in bene né in male. Certamente te ne sei andato, perché desideravi ardentemente di ritornare alla casa di tuo padre. Ma perché hai rubato i miei dei? Allora Giacobbe rispose e disse a Labano: io avevo paura perché pensavo che tu mi avresti potuto togliere con la forza le tue figlie, ma chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dei, egli deve morire. In presenza dei nostri fratelli, ricerca tu stesso ciò che ti appartiene presso di me e prenditelo. Giacobbe non sapeva che li aveva rubati Rachele. Labano dunque entrò nella tenda di Giacobbe, nella tenda di Lea e nella tenda delle sue serve, ma non trovò nulla. Uscì poi dalla tenda di Lea ed entrò nella tenda di Rachele. Ora Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nel basto del cammello, poi vi si era seduta sopra. Labano frugò tutta la tenda, ma non trovò nulla. Ed ella disse a suo padre: non si adiri mio signore, se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho i soliti ricorsi delle donne. Così egli cercò, ma non trovò gli idoli. Allora Giacobbe si adirò e contesi con Labano. E Giacobbe rispose e disse a Labano: qual è la mia colpa? Qual è il mio peccato? Perché tu mi abbia inseguito con tanta rabbia? Tu hai frugato in tutte le mie cose. Che cosa hai trovato di tutto ciò che appartiene alla tua casa? Mettilo qui davanti ai miei fratelli e ai tuoi fratelli, e siano essi a decidere fra noi due. Sono stato con te 20 anni, le tue pecore e le sue capre non hanno abortito, e io non ho mangiato i montoni del tuo gregge. Io non ti ho mai portato gli animali lacerati dalle fiere, ne ho subita la perdita io stesso. Tu reclamavi da me ciò che era stato rubato di giorno o rubato di notte. Questa era la mia sorte. Di giorno mi consumava il caldo e il freddo intenso di notte, e il sonno fuggiva dai miei occhi. Sono stato 20 anni in casa tua,
ti ho servito 14 anni per le tue figlie, 2 figlie, e 6 anni per il suo gregge. Tu hai mutato il mio salario 10 volte. Se il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il terrore di Isacco non fosse stato a mio favore, tu mi avresti certamente rimandato via a mani vuote. Dio ha veduto la mia afflizione e la fatica delle mie mani, e la notte scorsa ha pronunciato la sua sentenza. Allora Labano rispose e disse: queste figlie sono mie figlie, questi figli sono miei figli. Queste greggi sono mie greggi, e tutto quel che vedi è mio. Ma che posso io fare oggi a queste mie figlie o ai loro figli che essi hanno partorito? Or dunque vieni, facciamo un patto fra me e te, e serva esso di testimonianza fra me e te. Allora Giacobbe prese una pietra e la erese come una stele. Poi Giacobbe disse ai suoi fratelli: raccogliete delle pietre. Ed essi presero delle pietre e ne fecero un mucchio e mangiarono là, su mucchio. Labano chiamò quel mucchio Yegar Salduta, mentre Giacobbe lo chiamò Galed. E Labano disse: oggi questo mucchio è una testimonianza fra me e te, perciò fu chiamato Galed. E anche Mitispa, perché Labano disse: l'Eterno tenga l'occhio su me e su te, quando non ci potremo vedere l'un l'altro. Se tu maltratti le mie figlie, o se prendi altre mogli oltre le mie figlie, anche se non c'è alcun uomo con noi, ricordati che Dio è testimone fra me e te. Labano disse ancora a Giacobbe: ecco questo mucchio di pietre, ed ecco la stele che io ho eretto fra me e te. Sia questo mucchio un testimone e sia questa stele un testimone che io non oltrepasserò questo mucchio per venire a far del male a te, e che tu non oltrepasserai questo mucchio e queste stelle per far del male a me. Il Dio di Abramo e il Dio di Naor, il Dio del loro padre, sia giudice fra noi. E Giacobbe giurò per il terrore di Isacco suo padre. Poi Giacobbe offrì un sacrificio sul monte e invitò i suoi fratelli a mangiare del pane. Ed essi mangiarono del pane e passarono la notte sul monte. Labano si alzò al mattino presto, baciò i suoi figli e le sue figlie e li benedisse. Poi Labano partì e tornò a casa sua. Labano aveva altre intenzioni, ma Dio è arrivato nel momento giusto. Nostro Dio è perfetto. Lui non arriva né prima né dopo. Lui arriva nel momento giusto. E quando andava Labano a trovare Giacobbe, il Signore ha parlato a Labano: dobbiamo riposare il nostro cuore, perché la parola del Signore dice che ogni arma fabbricata contro di te non prospererà. E Labano veniva come una freccia. Giacobbe ha passato 3 giorni per arrivare a Galaad. Invece Labano è arrivato presto. L'uomo si precipita, si anticipa per arrivare, per fare del male. Ma il Signore arriva nel momento giusto per fermare il male, la freccia velenosa del nemico contro di noi. E la Bibbia dice che in quel monte dove aveva avere un macello, il Signore ha stabilito pace. Quella colonna, quella stella che ha eretto Giacobbe era il pronunciamento che Dio ha messo pace. Interessante è che Giacobbe ha fatto quello in quell'epoca dove non
aveva civilizzazione lì in Galad, ma dopo in Mitispa è stato eretto, costruito e riposata l'arca di Dio. Che Signore grande, no? Il tempo passò, ma il Dio di Giacobbe è stato di generazione in generazione. Noi passiamo, ma il Signore c'è la sua alleanza con il suo popolo. Leggiamo Salmo 11. Accompagnate con me, non state ad ascoltare soltanto, ma leggete insieme. Salmo 11. Io mi rifugio nell'Eterno. Come potete dire l'anima mia, fuggì al tuo monte come un uccelletto? Perché ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano le loro frecce sulla corda, per tirarle nel buio contro i retti di cuore. Quando le fondamenta sono distrutte, che può fare il giusto? L'Eterno è nel suo tempio santo. Il trono dell'Eterno è nei cieli. I suoi occhi vedono, le sue palpebre scrutano i figli degli uomini. L'Eterno prova il giusto, ma l'anima sua odia l'empio e colui che ama la violenza. Egli farà piovere sugli empi lacci, fuoco, zolfo e vento infuocato. Questa sarà la porzione del loro calice, poiché l'Eterno è giusto, egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno il suo volto. Alleluia. Un Dio giusto, da cui Labano ha ingannato Giacobbe 10 volte cambiando il suo salario. Ma il Signore benediceva Giacobbe. Vivere in un mondo corrotto di inganno non è facile, ma c'è la benedizione di Dio sul giusto. Gloria a Dio, c'è la benedizione di Dio sulla tua vita. Marco capitolo 12 ancora. Poi egli cominciò a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi fece attorno una siepe, vi scavò un luogo dove pigiare l'uva, vi costruì una torre e l'affidò a dei vignaioli, poi se ne andò in viaggio e nella stagione della raccolta inviò a quei vignaioli un servo per ricevere la sua parte del frutto della vigna. Ma essi lo presero, lo batterono e lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò loro di nuovo un altro servo, ma essi, dopo avergli tirate dalle pietre, lo ferirono alla testa e lo rimandarono vilipeso. E ne inviò ancora un altro, e questi lo uccisero. Poi ne mandò molti altri, e di questi alcuni furono percorsi, altri uccisi. Ma egli aveva ancora un figlio, il suo diletto. Per ultimo mandò loro anche lui dicendo: avranno almeno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Così lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete neppure letto questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata d'angolo. Ciò è stato fatto dal Signore
ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Allora essi cercavano di prenderlo perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro, ma ebbero paura della folla e lasciatolo se ne andarono. Gli mandarono poi alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nelle parole. Ed essi giunti gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o non pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagarlo o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché mi tentate? Portatemi un denaro, perché lo veda. Ed essi glielo portarono, ed egli disse loro: Di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli dissero: Di Cesare. Allora Gesù rispose e disse loro: rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ed essi si meravigliarono di lui. Poi si presentarono a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e lo interrogarono dicendo: Maestro, Mosè ci lasciò scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello di lui deve sposare la vedova, suscitare una discendenza a suo fratello. Ora vi erano 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare figli. Quindi la prese il secondo e morì, e anche questi senza lasciare figli, così pure il terzo. E tutti e 7 l'ebbero per moglie e morirono senza lasciare figli. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Nella risurrezione dunque, quando risusciteranno, di chi di loro sarà la moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta per moglie. Ma Gesù rispondendo disse loro: Non errate voi dunque, perché non conoscete le scritture e la potenza di Dio? Infatti, quando gli uomini risusciteranno dai morti, né si ammoglieranno né si mariteranno, ma saranno come gli angeli in cielo. Riguardo poi alla risurrezione dei morti, non avete letto nel libro di Mosè come Dio gli parlò dal rovetto, dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma il Dio dei viventi. Voi dunque vi sbagliate grandemente. Allora uno degli scribi li aveva udita la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: Qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: Il primo di tutti i comandamenti è: Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. E ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Allora lo scriba gli disse: Bene, maestro, hai detto secondo verità che vi è un solo Dio e non ve n'è alcun altro all'infuori di lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno ardiva più interrogarlo. E Gesù,
insegnando nel Tempio, prese a dire: come mai gli scribi dicono che il Cristo è il figlio di Davide? Poiché Davide stesso per lo Spirito Santo disse: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Davide stesso dunque lo chiama Signore. Come può dunque egli essere suo figlio? E la maggior parte della folla lo ascoltava con piacere. Ed egli diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze, e avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, che divorano le case delle vedove e per mettersi in mostra fanno lunghe preghiere. Essi riceveranno una più dura condanna. E Gesù, postosi a sedere di fronte alla cassa del tesoro, osservava come la gente vi gettava il denaro, e tanti ricchi ne gettavano molto. Venuta una povera vedova, vi gettò 2 spiccioli, cioè un quadrante. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, mentre ella, nella sua povertà, vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Amen. Il figlio è venuto e lo hanno ucciso. I servi che il Signore ha fidato la terra, le ricchezze. Ragioniamo un po' stamattina quante cose Dio ci ha fidato. E se in tutte queste cose siamo fedeli al Signore, mentre Lui ha affidato tutto a noi, la sua vigna, come noi ci comportiamo? Prendiamo tutto come fossimo nostro. Lui ci ha affidato la vigna, ci ha dato la vigna a noi come amministratori, la casa, la famiglia, i beni, ma noi stiamo onorando il Signore come dobbiamo onorarlo? Ci comportiamo come padroni o come servi? Glória a Gesù. Che Dio ci benedica abbondantemente, che possiamo ragionare su questo, perché niente è nostro, niente è nostro. C'è un padrone. Gloria a Gesù. La casa che tu abiti c'è un padrone. Può darsi che sia attestata a te, ma c'è un padrone che è sopra di te. La famiglia che tu hai, tu puoi essere il capo famiglia, ma c'è uno che è un capo sopra di te. Non dimentica di questo, che noi siamo soltanto amministratori, ma tutto appartiene al Signore e che possiamo essere fedeli al Signore, non dandogli il resto, il superfluo, ma dando al Signore il meglio o tutto. Signore Gesù, in questa mattina vogliamo ringraziarti per questa lettura biblica, per la tua parola che ci ha parlato fortemente sulla tua fedeltà e sull'infedeltà degli uomini che ingannano uomini. Ma c'è un Dio
che vedi fra uno e l'altro, un Dio che parla, un Dio che è giustizia. Signore, che possiamo comprendere il nostro mestiere, il nostro compito di essere amministratori. Che questa vigna, questo campo, questa terra, ciò che possediamo non è nostro. Tu ci hai fidato, è infido. Ti prego, Gesù, che il nostro cuore non sia sulle cose, ma che il nostro cuore, la nostra mente, la nostra forza sia su di te. Tu sei la ragione della nostra esistenza. Benedici ogni famiglia, ogni casa, ognuno che è qui. Dà salute ai malati, sostieni ogni persona, quelli che sono in difficoltà, Signore, sia il soccorso. Tu sei il soccorso, come tu hai parlato a Giacobbe dicendo esci, torna. Signore, parla con noi. Come tu hai tolto Giacobbe dalla casa di Labano, la casa di ingiustizia e di inganno, ci togli dalla ingiustizia e dall'inganno, che queste due cose non facciano parte della nostra vita. Signore, perdonaci quando non siamo giusti, perdonaci quando non siamo veri, perché veramente, Signore, noi tante volte facciamo come Rachele, perché quegli idoli che Rachele ha preso non erano soltanto idoli. In quell'epoca, quando una persona acquistava una terra, non aveva un notaio e si faceva un idolo che rappresentava quella terra, come fosse il padrone di Firenze, il padrone di Forlì, il padrone di Verona, e quell'idolo rappresentava quello pezzo di terra. Rachele stava andando via, ma aveva paura del futuro e voleva garantire qualcosa e ha rubato del suo padre gli idoli, ossia suo cuore era dubitoso sul futuro. Ma, Signore, quante volte noi ci atteniamo a questi idoli. Ah, perché io devo lavorare, io devo fare questo, io non posso fermarmi, io non posso fare niente per Dio perché sono occupato con questo. Sono tanti idoli che portiamo, Signore, che prendi il tuo posto. Ma ti prego di liberarci. Libera, Signore, la nostra mente e il nostro cuore, che possiamo compiere il tuo comandamento. Ti prego di essere con noi, guidaci in tutta la giornata e ci benedici. Ti prego in nome di Gesù, Padre. Amen e amen. Vi auguro una buona giornata, che Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo sia con me, con te, con tutti noi, con la nostra famiglia, oggi e per sempre. Amen. Un abbraccio a tutti e se vorrà il Signore ci vediamo domani nello stesso orario con la preghiera del mattino. Non dimenticare di fare la vostra iscrizione, di lasciare il vostro mi piace e di fare il vostro commento. Dio è grande. Ciao a tutti.